Supportare le istituzioni nelle operazioni di soccorso in caso di calamità naturali, incendi boschivi e gravi incidenti, ma anche contribuire a diffondere la cultura del volontariato attraverso la formazione di operatori di protezione civile qualificati. Sono questi alcuni degli obiettivi e dei compiti dell'Associazione Protezione Civile Nuorese, la prima del capoluogo barbaricino, che è stata presentata ufficialmente oggi alla città di Nuoro nel corso di una cerimonia ospitata nella sala consiliare. All'incontro ha preso parte l'associazione al gran completo con in testa il presidente Filippo De Sole. Gli onori di casa sono stati fatti dal sindaco di Nuoro Sandro Bianchi, presenti anche il prefetto Pietro Lisi e le autorità civili, militari e religiose del territorio. L'Associazione Protezione Civile Nuorese è nata un anno fa per iniziativa di alcuni soci al fine di rispondere alle tante emergenze che il territorio ha vissuto e vive sia a causa delle bizze del tempo con alluvioni e nevicate, ma anche d'estate con il dramma degli incendi boschivi. E proprio dagli incendi è iniziato il percorso di formazione dell'associazione che ha qualificato 32 operatori che hanno conseguito un apposito attestato. Nei mesi scorsi l'associazione ha ottenuto l'accreditamento regionale ed ora è pronta ad operare a fianco degli uomini dell'Ispettorato Ripartimentale Forestale, dell'Ente Foreste e dei Vigili del Fuoco nella campagna antincendi. Il presidente De Sole ha voluto ringraziare le istituzioni e i privati che hanno sostenuto la nascita dell'associazione, che ha trovato ospitalità nella sede dell'ANAP di Pratosardo. La Protezione Civile Nuorese ha ricevuto 2 mezzi in dotazione, una Land Rover antincendio dalla regione e un pick-up dotato di benna spalaneve dalla provincia. 5 squadre sono già pronte ad operare nella campagna antincendi 2013. L'associazione è dotata di una unità cinofila per la ricerca dei dispersi e conta di dotarsi di un'ambulanza. Il sindaco Bianchi ha ricordato che anche l'amministrazione comunale dal 2010 ha un dipartimento della protezione civile assegnato all'assessorato all'urbanistica diretto da Raimondo De Iara. Con questo organismo il Comune intende contribuire in raccordo con le altre istituzioni preposte alle politiche di prevenzione e intervento in occasione delle calamità naturali, un'eventualità tutt'altro che remota a causa dei mutamenti climatici e delle modalità con le quali si è urbanizzato il territorio.